Rieccoci nell'ultima parte del Sindaco Risponde. Io ricordo e ripeto sempre ovviamente i numeri, ma ogni martedì sera alle ore 19:30 alle 20:25 il Sindaco risponde a tutte le richieste dei cittadini. Per far questo basta chiamare 049 80 777 53 oppure mandare i messaggi al 345 334 1171, oppure durante la settimana, potete farlo anche durante la settimana, nell'email il Sindaco risponde @gruppo tv7.com, oppure anche nella piattaforma, sulla pagina Facebook di iReport potete fare le domande in rigorosa diretta. È stato fatto una bella cosa, non credo che ne abbiamo parlato la settimana scorsa perché è stato dopo, che l'accordo che avete fatto assieme al Comune di Rubano e Vigonza per il SIR 2, credo, non vorrei sbagliare il numero, di coinvolgere anche la periferia e altri comuni vicino a Padova, è una bella cosa per il futuro della città. Certo, perché questo vuol dire dare un servizio ovviamente a Rubano e Vigonza, ma non solo, evitare traffico interno che arriva a Padova per chi deve lavorare sul viale. Eccolo qui la firma del protocollo. Per cui sono veramente contento, è già finanziato per 335 milioni, il più grosso finanziamento che sia mai arrivato a Padova. Ci vorrà un anno e mezzo per fare il progetto e partire, un anno e mezzo, però deve essere fatto entro giugno 2026, per cui se no si perdono le risorse e sono multe salatissime. Giugno 2026, per l'amministrazione pubblica giugno 2026 è domani, vuol dire qualcosa, tempo velocissimo, dobbiamo farcela, sono 18 km e mezzo e ringrazio della collaborazione sia il sindaco di Rubano sia il sindaco di Vigonza, perché stiamo facendo qualcosa di importante proprio per evitare il traffico. Avremo 3 linee di tram, porteranno con 8 destinazioni, porteranno dall'ospedale vecchio, l'ospedale nuovo, questura che sarà nuova, in centro, tra Rubano, veramente uno può avere la possibilità di salire sul tram da qualsiasi posto a Padova. Vuol dire un cambiamento epocale per Padova sotto l'aspetto inquinamento, sotto tutti gli aspetti, traffico, 20 milioni è previsto, 20 milioni di persone all'anno, una cosa stratosferica. Ringrazio, ringrazio veramente. Eccola qui la firma. Andiamo con la telefonata, poi i messaggi, perché davvero siamo in chiusura, abbiamo poco tempo, quindi chiedo celerità a tutti. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, Mauro da Padova. Da che zona di Padova, signor Mauro? Ospedale. Prego. Allora, volevo chiedere al Sindaco, buonasera Sindaco, due cose che ho già chiesto l'intervento ai servizi suoi del Comune, ma non sono riuscito a ottenere molto. Uno è via Facciolati, i 2 passaggi pedonali tra via Vergere e via Lovarini, che sono poco segnalati e si rischia di essere investiti dalle auto, perché corrono molto forte, però il suo ufficio mobilità e traffico mi ha detto che non ci sono fondi. Il secondo punto invece riguarda Prato della Valle, dove ho già interessato l'assessore Colasio, perché sono state scarabocchiate i piedestalli delle statue che erano appena stati ristrutturati, che erano stati rimessi a nuovo, e anche il fatto che le biciclette vengono appoggiate insieme ai motorini sulla cordonata dell'Isola Media e sulle statue, con possibilità di scalfiture e altro. Ecco, volevo che si interessasse per questi 2 punti, soprattutto il primo per via Facciolati. La ringrazio. Prego, mi interesserò sicuramente. Passaggi pedonali è vero che sono molto delicati, per cui vanno illuminati in maniera puntuale, verniciati in maniera corretta. Ne stiamo facendo tanti, non so la risposta che hanno dato, la verifico ovviamente, perché è veramente molto importante. La sicurezza delle persone, sia di pedoni che di ciclisti. Non sapevano che avessero messo in mano le statue del Prato della Valle, è incredibile. Appena ristrutturate adesso.
sono veramente dice, incivili. appoggiano i ragazzi. No, sono state fatte le scritte. Sì. So che se l'assessore quello si sta interessando, penso che a breve verranno sistemate cose. Però mi interessa anche questo, anche dei bici un po' mal appoggiati, è un patrimonio per la Valle, non si può Però toccare. come si può, Sindaco, con tutte le statue cercare di non fare appoggiare dai ragazzi giovani le bici lì? Bisognerebbe chiudere, è difficile, dico. Prima va sull'educazione e rispetto e dopo la polizia locale e forze dell'ordine farò in maniera tale che siano molto più attenti a queste cose. Andiamo con l'ultima serie di messaggi perché siamo davvero in chiusura. Prego Dennis. Sindaco, non crede che un problemone come la sicurezza meriti tempo ed attenzione? Abbiamo bisogno di un assessore che si dedichi solo alla sicurezza e non come è ora. La sicurezza è un problema prioritario, sia per me che l'amministrazione comunale. Lo ripeto un'altra volta, non ha colore politico, per cui non c'entra niente destra e sinistra. E in questo periodo qua, ovviamente, ognuno cavalca la propria idea. Però, ripeto, io penso che questa città sia sicura. Lo dicono i fatti, lo dicono le forze dell'ordine. E noi, come l'assessore Bonavia, sta facendo un ottimo lavoro, ma veramente ottimo, sì. Interfaccia in continuazione con i cittadini, va a vedere in continuazione dove sono problemi, è una nostra priorità la sicurezza. Per cui qualsiasi sia il quartiere, che sia centro, sia periferia, non si può dire periferia perché Padova per me non c'è periferia, Padova è tutta quanta Padova, però la sicurezza vi garantisco che è una priorità assoluta per quanto riguarda noi, forze dell'ordine, perfetto questo. E io penso che francamente siamo una città molto sicura, ma molto sicura veramente. Chiedete, non voglio essere di parte, chiedete in maniera privata alle forze dell'ordine cosa pensano della sicurezza di Padova. Vi garantisco che è ottimale. Qualcosa può sempre succedere, ma se facciamo il rapporto ad altre città, viviamo in una città, vi garantisco, alla grande. Andiamo con un altro messaggio, Dennis. Buonasera, si possono avere informazioni del SIR 3 linea Volta Barozzo, inizio e durata dei lavori? Grazie. Inizieranno i lavori a maggio, prima maggio. Sotto i servizi abbiamo già fatti, quasi tutti, per cui cominceranno a maggio, penso, più o meno. È previsto 1 anno e mezzo di lavori, per cui questi sono i tempi. Ripeto, i sottoservizi, avete visto, vicino anche alla pace, sono state veramente rivoluzionate, perché sono messi già a posto i sottoservizi, per cui comunque maggio-giugno cominciano in questo periodo. Andiamo al terzo messaggio. Gentile signor Sindaco, è mai passato per via Bassette, quartiere est di Padova? Vorrei segnalare che in questa via e nelle vie laterali le piante coprono l'illuminazione e la luce non è sufficiente. Un cordiale saluto, Cecilia. E possiamo anche andare sulla mappa a vedere precisamente dove si trova via Bassette, appunto, che come ci diceva, insomma, ci segnalava la nostra telespettatrice, e qua la vedete, insomma, inquadrata dalla nostra mappa. Il monitor che abbiamo noi è un po' distante, facciamo fatica. Domani so dov'è, domani mi interessa sicuramente. Domani il sindaco si interessa. Andiamo con l'ultimo di questa serie di 4 messaggi. Gentile Sindaco, servirebbe recinzione al parchetto di via Salgari perché danneggiato da vandali, e anche per quanto riguarda via Salgari possiamo andare ad individuarlo sulla mappa, così magari anche i nostri telespettatori possono rendersene conto. Grazie della segnalazione, provvedo anche questo, può essere che stiamo già facendo, già previsto, però mi informo domani e sarà fatto. Ecco, dunque anche questa è un'altra ovviamente. Dennis, chiedo a Dennis e Elisabetta, abbiamo altri messaggi, siamo in chiusura, c'è qualche messaggio nell'ultimo momento, possiamo chiudere? Per il momento no, messaggi non ne abbiamo, credo che possiamo chiudere, sì, possiamo chiudere. Posso dire una cosa che mi interessa molto, carta d'identità elettronica, a parte che possiamo donare, se c'è un'urgenza, uno dall'estero, qualsiasi motivo, interveniamo ovviamente, perché il collegamento
è importante, però riusciamo a farlo. Ma domani riusciamo anche a dare una mano a questa persona, perché può essere che abbia qualche difficoltà. Ma come si fa? Se uno come Se una emergenza riusciamo a risolvere i problemi con l'emergenza. Ma da chi deve andare? Dal comune? L'ufficio anagrafe capisce, se dice guarda, attenzione, ho questo problema, sì. Solitamente lo aiuto immediatamente, ma anche in questo caso cerco di dare una mano domani. Perfetto, abbiamo chiarito anche la situazione della certificazione elettronica. Sindaco, siamo in chiusura, credo che abbia soddisfatto molte persone. La settimana prossima andremo in un altro quartiere di Padova per sentire il pensiero sull'operato del sindaco e anche ovviamente qualche suggerimento da qui in avanti per migliorare la città e migliorare i quartieri. Sono ben accetti i suggerimenti, le idee, le segnalazioni, si può fare meglio sempre, vi garantisco, però noi siamo a disposizione perché è un diritto del cittadino che non risolviamo il problema. Vi ricordo, rispondere. Annotatevi il numero di telefono 049 80 7753 per le telefonate, 345 33 411 per i messaggi, ma soprattutto durante la settimana abbiamo l'email dedicata a il sindaco risponde @gruppotv7.com, quindi durante la settimana se avete delle richieste, delle particolarità da porre al sindaco mandate ovviamente lo scritto a quell'email e martedì prossimo risponderemo a tutte le mail che le arriveranno. Grazie signor Sindaco. Grazie a voi, grazie dei suggerimenti e delle contestazioni, è un vostro diritto. E io invece do l'appuntamento con l'informazione di TV7 Triveneta con il nostro reporter che inizia subito dopo la pubblicità. Buona serata.